Buongiorno, buon inizio di settimana, benvenuti, nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa, lunedì 4 maggio, inizio della settimana insomma che ci accompagnerà poi verso le elezioni e su questo, le elezioni amministrative, su questo dibattono molti comuni in Sicilia, molte pagine di giornali dedicate anche a questo, c'è Messina, una delle città più importanti che vota, poi ovviamente tutti i quotidiani, il racconto dei quotidiani nazionali è incentrato sulle trattative, sull'azione diplomatica tra Stati Uniti e Iran per capire insomma come andrà a finire questo conflitto. In pagina troveremo anche altre notizie, oggi giornata del lunedì, molto sport con i campionati principali, i campionati professionistici di calcio che stanno per concludersi, chi diciamo finirà a breve la stagione regolare e chi insomma è già proiettato, come il caso della Serie C che impegna ancora il Catania nei playoff. Vedremo anche queste notizie. Allora andiamo a leggere subito i quotidiani, partiamo dai quotidiani regionali questa mattina con la Gazzetta del Sud, all'inizio della nostra rassegna stampa. Eccoli qua i titoli. Trump minaccia nuovi attacchi, andiamo a vedere le immagini, eccoli qua. Trump minaccia nuovi attacchi, e sottolineiamo il titolo, prove di disgelo Stati Uniti-Vaticano, perché oggi il segretario di Stato Rubio, diciamo, in questi giorni il segretario di Stato Rubio arriverà in Italia, giovedì l'incontro previsto con Papa Leone XIV, una decisione per ricucire gli insulti del presidente Donald Trump proprio al pontefice. La Casa Bianca boccia la proposta iraniana, qui siamo sulle trattative, definite inaccettabili, ma i canali negoziali restano aperti. Questa notizia la approfondiremo più tardi, mentre con la lettura dei quotidiani nazionali, violenza nelle carceri, questo è un tema che ci appartiene perché due episodi si sono verificati nel giro di pochi giorni in Sicilia, uno a Messina, gente ferita, un agente della polizia penitenziaria brutalmente picchiata, e un'altra, poi c'è stata una rivolta qualche giorno fa ad Agrigento, la settimana scorsa, emessi dei provvedimenti, quindi confermati 8 arresti nella città dei Templi. Dicevo, Messina va a votare, la sorpresa di De Luca sul caso delle liste, qui insomma il tema è sulla regolarità delle firme per la presentazione delle liste, insomma un dibattito aperto nella città dello Stretto, ma insomma vedremo come andrà a finire, sembra al momento tutto regolare. E poi tanto sport con l'Inter che conquista il 21esimo scudetto, Sinner che conquista un nuovo trofeo di un ATP 1000 e Kimi Antonelli che vince il Gran Premio in Formula 1, il Gran Premio di Miami, quindi insomma la finale di Madrid e Miami rincoronano ancora lo sport nazionale nel mondo. Ci manca il calcio ovviamente, ma questo è un altro tema. Poi riflettori accesi sul ponte, rilievi della senatrice a vita e la replica della società Stretto di Messina. La Di Ciucci in un'intervista al nostro giornale risponde a Elena Cattaneo, adesso la vedremo anche in pagina. E poi Messina, fari sulla riconversione, ex Sanderson, piani di rilancio e bonifiche per l'opera. Poi altre notizie appunto che arrivano dalla città. Vediamole queste notizie principali, cominciamo proprio dal ponte sullo Stretto, i dubbi della senatrice Elena Cattaneo che diciamo, ha fatto diciamo, delle osservazioni, ma la risposta arriva dalla società Stretto di Messina che attraverso il quotidiano appunto risponde alle repliche. È necessaria una premessa, dice di Pietro Ciucci, dalla eccezionalità del progetto del ponte sullo Stretto di Messina sono ben consapevoli da decenni tutti gli attori coinvolti e lo dimostrano la cautela delle specifiche progettuali, le prove di analisi che vanno molto oltre quel che si è mai fatto per un ponte, le professionalità e le procedure di verifica messe in campo per gli studi di fattibilità, i progetti di massima e di preliminare, il progetto definitivo. Si tratta di un grande progetto su basi solide. Su questo è stato sempre molto chiaro l'amministratore delegato della Stretto di Messina, dice attenzione, qui non c'è niente di inventato, anche se poi ovviamente ci sono tante critiche e soprattutto tanti rilievi a cui la stessa società con i suoi progetti deve rispondere. Andiamo sulla politica regionale. Il neoassessore alla sanità Marcello Caruso diciamo, si pone gli obiettivi da qui a fine legislatura. L'obiettivo è quello di ridurre le liste d'attesa. Dice voglio ascoltare tutti i direttori generali delle ASP e degli ospedali per capire come affrontare le principali criticità.
E qui è Caruso con il presidente della regione Renato Schifani, appunto è stato proprio il presidente della regione a indicare Marcello Caruso, che era il suo ex collaboratore, il coordinatore regionale di Forza Italia fino a qualche giorno fa. Adesso occuperà il ruolo di neo-assessore alla sanità, assessore regionale. Andiamo a vedere la prima pagina del giornale Sicilia, le notizie di politica internazionale. In apertura Iran, Trump minaccia nuovi attacchi, e poi lo sport, messo tutto qui in pagina con l'Inter, il Palermo, cammino in casa del record, dell'arma in più dei playoff, Sinner che vince a Madrid senza limiti, i funerali di Alex Zanardi, morto, e poi da Miami a Bologna, commosso omaggio a Zanardi. Da Miami l'omaggio è arrivato proprio dal trionfatore del Gran Premio Kimi Antonelli, che insomma ha reso omaggio a questo grande atleta che si è spento qualche giorno fa. Dalla regione, diciamo da Palermo, arrivano notizie di un'altra domenica di sangue, con un morto, anzi due morti, due motociclisti morti, uno di mattina con uno scontro in Viale Lazio, un altro nel pomeriggio su uno sterrato. Quindi domenica ancora diciamo, macchiata di sangue sulle strade. Andiamo a vedere, prima di chiudere questa prima parte della rassegna stampa, la Sicilia. Nella prima pagina tutte notizie di politica e di cronaca nazionale ed internazionale, l'apertura dedicata al dialogo ancora in salita fra Stati Uniti e Iran, a Hormuz la beffa all'attacco americano. Poi lo sport con l'Inter campione d'Italia, Sinner che vince a Madrid e Antonelli che vince a Miami, quindi tennis e Formula 1, e poi la Sicula Trasporti, la discarica della Sicula Trasporti, ex Sicula Trasporti, che diciamo viene al via libera per un lieve ampliamento. Andiamo a vedere dentro questo articolo, eccolo qua, via libera della regione per resuscitare la vecchia discarica, prima la CTS e poi l'assessorato hanno escluso la necessità di nuove valutazioni. Il Dipartimento Ambiente ritiene i nuovi volumi di rifiuti, circa 120.000 tonnellate nell'impianto di Grotte San Giorgio, una modifica non sostanziale, quindi potranno essere diciamo, conferiti. Polemiche sulle feste dei VIP, in questi luoghi simbolo, quei tesori svenduti per le serate VIP, vuoti normativi dietro il caso Siracusa, DJ7 a Castello Magnace, questo ha creato un po' di scandalo, 40.000 euro, la sfilata nella Grotta dei Cordari con il pagamento solo delle spese vive, poi sotto vediamo la cena, la grande cena al Tempio della Concordia, ticket 100.000 euro per una cena nella valle. Insomma ci si interroga e diventa argomento di dibattito come e se utilizzare questi beni culturali anche per altro. Sulla Sicilia di Catania, nella pagina di Catania invece vediamo una inchiesta che riguarda lo spaccio e la droga, il consumo di droga in città, svolta chimica nei clan sullo sfondo dell'allarme fentanyl, il business illecito delle droghe sintetiche, molti dei clienti sono giovanissimi. Leggiamo il sommario: fetamine, funghetti, cocaina modificata chimicamente, marijuana potenziata con altissime concentrazioni di THC. Il mercato nero delle droghe chimiche è sempre in evoluzione e le cosche catanesi non restano indietro. Dopo i cristalli di crack incombe fra gli adolescenti e i giovanissimi l'allarme della diffusione del fentanyl, che per i suoi effetti devastanti è chiamata la droga degli zombie. Ma al di là delle leggende sui codici degli uomini d'onore, i clan mafiosi continuano a vendere veleno anche ai ragazzini, quindi davanti al denaro non ci si ferma più, davanti a nulla. L'esperta dice sostanze pericolose perché alcune molecole non le rileviamo. La cronaca: coltellate abbandonato in piazza Currò, un marocchino di 27 anni, ieri notte è stato trovato per terra agonizzante da un passante, sta indagando la polizia. E poi ancora notizie che arrivano dalla provincia, dalla città, e vi segnaliamo anche questa notizia, che gli studenti che ripuliscono la villa comunale di San Giovanni Lapunto. Tutto questo lo trovate ovviamente dentro il pezzo. Per quanto riguarda il caso della sanità o presunta malasanità, detrazioni sanitarie, caos per i bollini rossi, lo segnala la deputata regionale Giuse Marano del Movimento 5 Stelle, che denuncia i disagi. A lei replica l'ASP, quindi l'azienda sanitaria provinciale, che dice di non essere responsabili per questo caso.
Chiudiamo questa prima parte della rassegna stampa con la corsa ai playoff, quindi il calcio, la corsa ai playoff dei rossazzurri. Domani i rossazzurri ritira a Veronello, si punta intanto a recuperare i numerosi infortunati. Oggi al Massimino parlerà il tecnico Mimmo Toscano, poi la partenza in vista appunto del primo impegno dei playoff, che per il Catania è previsto il 17 maggio, ma i playoff sono già cominciati. Qui i risultati del primo turno, diciamo, con le squadre che si sono classificate, diciamo, agli ultimi posti diciamo, disponibili per entrare in questa graduatoria, quindi in teoria quelle, diciamo, che hanno avuto più difficoltà e che solo in teoria, ripeto, potrebbero essere avversari più abbordabili. Qui insomma tutte le qualificate, Cosenza, Casarano, Casertano e Crotone, che erano già insomma nel girone del Catania, Juve, Next Generation, Pienese, Campobasso e Pineto, e poi Lecco, Gian Erminio e Cittadella con il Lomezzane. Queste sono le squadre, diciamo, che potrebbero incontrare il cammino del Catania. Lo ricordiamo, però man mano a ogni turno entreranno squadre nuove, quindi vedremo come andrà a finire. Chiudiamo la prima parte della rassegna stampa, poi la stampa nazionale con i quotidiani e la cronaca nazionale ed internazionale nella seconda parte. Rientriamo in diretta nella seconda parte della nostra rassegna stampa. Abbiamo letto nella prima parte i quotidiani regionali, adesso andiamo a sfogliare i quotidiani nazionali. Tutto il racconto ovviamente lo abbiamo visto anche dalla prima lettura ai quotidiani sui negoziati, la diplomazia in campo per quanto riguarda Stati Uniti e Iran, questo conflitto in corso in Medio Oriente, tutte, diciamo, le ripercussioni di questo conflitto sul piano nazionale in Italia, con il caro carburanti, il caro energia, e anche diciamo, il posizionamento politico, gli scontri interni tra maggioranza e opposizione, e diciamo, tutto quello che sta accadendo anche dal punto di vista internazionale, non solo tra Stati Uniti e Iran, ma anche ad esempio con i paesi dell'Unione Europea e con gli altri paesi della NATO. Allora andiamo a vedere il Corriere della Sera, principale quotidiano italiano, missione di Rubio. Eccolo qua, per incontrare il Papa e la Meloni. Diciamo, il presidente Donald Trump aveva attaccato duramente nei giorni scorsi proprio il Papa americano, il Papa Leone, parole, diciamo, che non sono assolutamente piaciute ovviamente né al Vaticano ma neanche, diciamo, agli altri paesi. Quindi insomma gli Stati Uniti cercano in qualche modo diplomaticamente di ritrattare. Se Donald Trump sembra restare nelle sue posizioni, arriva in Italia il segretario di Stato americano per incontrare appunto il Papa e la Meloni. Su Hormuz, libererò le navi bloccate, dice Donald Trump, quindi questo è un tema. Poi c'è da riportare anche il caso Minetti con l'intervista, questa oggi è curiosa, l'intervista a Cipriani, che è il compagno di Nicole Minetti, e insieme avrebbero, diciamo, hanno adottato, non si sa se regolarmente o no, questo lo scopriranno le indagini, questo figlio, che ha consentito poi di avere la grazia a Nicole Minetti, l'organizzatrice delle cene eleganti di Berlusconi, l'ex igienista dentale, che in qualche modo, diciamo, è tornata alla ribalta della cronaca. E tutto questo perché? Da lui, eccolo qua, si parlava di Epstein in queste interviste, si parla anche di Epstein in questa intervista perché in realtà qualcuno ha immaginato anche un ruolo di Epstein negli affari di Cipriani. Epstein, da lui mai avuto soldi, ci abbiamo messo 4 anni, dice Cipriani, per rispettare la procedura, giudici, assistenti sociali e psicologi, nessuno poteva aspettarsi una bufera del genere. E poi parla anche di Nordio, il compagno di Nicole Minetti. Nordio non è mai stato in casa mia, su Epstein non ha mai finanziato, non mi ha mai finanziato, quindi insomma non ho mai ricevuto soldi. E questa è diciamo, la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo su Repubblica, libererò le navi a Hormuz, Trump avvia Project Freedom, operazione per scortare fuori dallo stretto i cargo intrappolati. Qui sul tema è ovviamente sensibile l'opinione pubblica, perché tutti stiamo vedendo insomma cosa sta succedendo con il caro carburanti e il caro energia. Portiamo soccorso agli equipaggi di paesi non in guerra, dice, se ostacolati risponderemo. Di minacce all'Iran. Poi
la mano tesa degli Stati Uniti al Papa, Rubio, il segretario di Stato Rubio da Papa Leone il 7 maggio, poi l'Inter campione, Sinner, insomma l'abbiamo visti, l'Inter con il suo 21esimo scudetto trova spazio in prima pagina sulla Repubblica. La Stampa, Trump, nuovo sgarbo a Meloni. E qui c'è anche come dire, un altro tema che adesso vi facciamo vedere dalla pagina, perché insomma così lo capiamo meglio. Endorsement a Salvini dopo l'annuncio della visita di Rubio a Roma. Diplomazia al lavoro per un incontro con la Premier. Che cosa succede? Secondo alcune fonti, diciamo con questo nuovo endorsement che ha fatto il presidente americano nei confronti di Salvini, diciamo Trump avrebbe scaricato Meloni come diciamo, interlocutore principale del governo italiano e avrebbe riaperto a Matteo Salvini. Quindi con questo endorsement, diciamo, rilanciato sui social, avrebbe indicato, lo leggiamo nel sommario, implicitamente nel leader della Lega il suo interlocutore privilegiato in Italia dopo il gelo con la Meloni. Questo è il racconto che fanno i quotidiani. Ieri un altro caso, questo ogni tanto lo leggiamo attraverso i quotidiani, però è un caso che dovrebbe far riflettere: cyberattacco contro lo Stato, trafugati migliaia di dati riservati, l'attacco diciamo, sarebbe stato portato a termine da un collettivo di criminali informatici che è riuscito a violare i sistemi di una società IBM che in Italia gestisce infrastrutture tecnologiche per la pubblica amministrazione. Quindi diciamo, molti dati potrebbero essere andati, diciamo, essere stati rubati. L'Inter campione d'Italia lo vediamo in questa foto, anche sulla Stampa, e poi tanti argomenti che troviamo all'interno del giornale. Vi facciamo vedere, se riusciamo a trovarlo velocemente, chiedo alla regia di rientrare in studio mentre cerco la pagina che riguarda appunto l'endorsement a Matteo Salvini da parte di Donald Trump. Nel frattempo vi faccio vedere però una notizia che troviamo in prima pagina, che è questa. Quanto sono angosciati gli italiani da quello che sta accadendo? Quindi dal carovita all'84%, questo è un sondaggio della Ghisleri, 4 su 10 si sentono più poveri, il carrello della spesa non è più fatto da ciò che si acquista ma da ciò a cui si rinuncia. È davvero angosciante anche leggere questo sondaggio, perché dà veramente la misura di quello che stanno vivendo gli italiani che tirano la cinghia e che non riescono molto spesso ad arrivare a fine mese, se non rinunciando a qualcosa, diciamo dal loro carrello della spesa. 4 su 10, questo è il dato, si sentono davvero più poveri. Ovviamente il Sud paga più del Nord, questa speciale classifica. Rientriamo nella lettura dei quotidiani ed eccolo qua, vi faccio vedere anche cosa sta succedendo dal punto di vista, eccolo qua, dal punto di vista della diplomazia internazionale, con quello che la Stampa chiama lo sgarbo di Donald. Che cosa è successo? Il presidente Trump rilancia un'intervista di Salvini a un sito di ultradestra degli Stati Uniti, è l'ennesimo sgarbo alla premier Meloni dopo il gelo Roma-Washington, e qui c'è la citazione, eccolo qua, si vede poco sfocato, però insomma sul suo quotidiano, vedete qui c'è l'account di Donald Trump, si legge piccolino, posta questa intervista che diciamo, gli analisti politici hanno letto appunto come un nuovo endorsement, anzi un endorsement di Donald Trump proprio a Matteo Salvini. Ritorniamo a leggere le prime pagine dei quotidiani, vediamo un po' di quotidiani politici, perché vi faccio leggere Il Giornale, che è sempre sull'islamizzazione dell'Italia. Le jihad chiedono le ferie, i sindacati di Allah vogliono permessi per il Ramadan, la Sharia in azienda, troppe feste cristiane, dicono, diritto alla pausa per la preghiera islamica, e questo è un grosso tema, sono le rivendicazioni dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, l'UCOI. Su questo stesso tema punta La Verità, i musulmani vogliono persino il Ramadan festa nazionale, sempre più padroni a casa nostra. Questo è l'attacco frontale proprio del giornale alle associazioni, all'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, che chiedono appunto permessi. Servono intese collettive che riconoscano i giorni sacri ad Allah. Ora i lavoratori islamici devono prendere le ferie e chiedono una pausa di 40 minuti per la preghiera del venerdì. Questo è
il tema del quale si dibatte soprattutto molto al nord Italia. Ancora, il Tempo, pupazzi e pupari. Di che si tratta? Non c'è solo il partito cinese, altre forze operano per destabilizzarci e manipolare l'opinione pubblica, le reti del traffico di migranti con supporto turco, i network che finanziano studi per screditare il paese e le poderose influenze islamiste coordinate con gli interessi delle potenze anti-occidentali. Questo è il racconto che fa Daniele Capezzone sul suo quotidiano. Il Tempo sembra ovviamente diciamo forzato, però da giorni, da settimane, da mesi questa è la linea dei quotidiani che scelgono proprio di analizzare questo aspetto, diciamo, del cambiamento della società italiana. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che invece punta l'attenzione su Marina Berlusconi, su Forza Italia. Lei è la regista del partito, lei presidente, Tajani onorevoli, e il vertice li zittisce. Tre questioni, diciamo, che assillano in questo momento Forza Italia sono il caso Minetti, Rubiter e il caso Dell'Utri. Quindi la famiglia cerca di come dire, blindarsi e mettere i paletti per non essere attaccabile su queste tre questioni molto importanti. Chiudiamo con il quotidiano finanziario Sole 24 Ore, nell'apertura fredda del lunedì, finanziamenti, mutui, inflazione rimette in gioco le scelte sulla casa, quindi anche qui insomma la crisi che investe anche come dire, i risparmi dei cittadini, soprattutto dei giovani, il mutuo per la casa, quindi si sceglie davvero in maniera diversa. La crisi del Golfo pesa al rialzo sul tasso variabile, fisso più concorrenziale, le banche ampliano l'offerta sul green. Questo è il Sole 24 Ore e invece in chiusura il quotidiano delle imprese, dei professionisti finanziari. Mercosur a piccoli passi, avvio graduale dell'accordo del libero scambio dell'Unione Sud America, esenzione totale dei dazi soltanto per i prodotti verificati all'origine e nei processi di lavorazione. Come sapete, questo caso del Mercosur penalizza molto anche la Sicilia l'Italia, perché molti prodotti che arrivano dal mercato del sud del mondo sono molto, diciamo, vicini o simili, almeno alle intenzioni, a quelli italiani, che hanno certamente una qualità di prodotto superiore. Però insomma questo è tutto il dibattito aperto sull'economia globale, bisogna mettere le regole e alcune regole già ci sono. Finisce qui la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, l'appuntamento ovviamente è a domani, allora buon proseguimento di giornata a tutti.